Buongiorno, io sono Vez e bentornati in questa puntata di Coffee. Sigla. E Coffee, il caffè economico che lascia l'amaro in bocca. Oggi andremo a parlare di due notizie, una principale sull'ex Ilva e l'altra un po' più marginale, ma che mi tocca nel personale, perché è per questo che ho aperto il canale. Partiamo dalla seconda. La Consob, che è un organo di vigilanza attivo in Italia, ha pubblicato i dati di un sondaggio che riguarda la sicurezza degli investitori finanziari in Italia. In pratica ha chiesto a un campione di circa 3.000 persone domande economiche, come ad esempio cos'è un conto corrente, cos'è un'azione, cos'è un'obbligazione, cose del genere. Da questo sondaggio è emerso che più del 30% delle persone non sapevano rispondere a quesiti di base, quindi più di una persona su tre. Questo vi fa rendere conto che sono dati agghiaccianti, vi rende consapevoli del fatto che in Italia non ci sia assolutamente un'istruzione di base su questi argomenti. Il problema deriva dal fatto che tutti, volenti o nolenti, dobbiamo per forza avere a che fare col mondo economico. La maggior parte di noi ha un conto corrente, quindi necessariamente devi instaurare un rapporto con una banca o con qualsiasi altra società finanziaria. In queste condizioni, non conoscere elementi di base dell'economia è assolutamente problematico. Si rischia di venire raggirati o truffati, e non è un avvertimento che sto facendo a vuoto. Di persone truffate o raggirate per questa mancanza di informazioni ce ne sono veramente tantissime. È proprio questo genere di sondaggi che evidenzia la necessità di canali come il mio. Perché comunque il sistema scolastico, se escludiamo gli indirizzi commerciali o cose del genere, non vi prepara al mondo economico che c'è lì fuori. Io stesso che ho fatto il liceo scientifico, quando ne sono uscito e ho iniziato l'università, non sapevo praticamente niente. Quindi sì, Vez Economy esiste anche per questo, per dare un'istruzione di base a tutti, quello che la scuola non fa. Scusate se mi sono dilungato così tanto, ma l'argomento mi stava a cuore. Andiamo al centro del discorso del video di oggi, l'ex Ilva. Una breve introduzione per chi ha vissuto in una caverna e non sa che cos'era l'Ilva. Sostanzialmente è una acciaieria, quindi una società che produce acciaio ed è la più grande in Europa. Una premessa doverosa da fare è che spesso si sente al telegiornale parlare dell'Ilva di Taranto. Non è di Taranto, a Taranto c'è la sede principale e una delle sedi produttive, ma non stanno solo lì. Taranto è sicuramente lo stabilimento più grande e quello con più lavoratori, ma ci sono tranquillamente altri stabilimenti in Piemonte, Liguria e Veneto. Prima di passare alla vicenda vera e propria è utile capire come mai, come si è arrivati a questa situazione, per quale motivo si è mobilitato il governo e questa notizia ha un'importanza di interesse nazionale. Il fatto che ci lavorino più di 14.000 persone e che fatturi più di 2 miliardi l'anno lo rende interessante come discorso. Ora quindi faccio un riassunto velocissimo della storia dell'Ilva e di come siamo arrivati a questo punto. La società è nata nel 1905 e in 60 anni è diventata la maggior produttrice di acciaio in Europa. Fino al 1955 era dello Stato italiano, poi dopo è stata venduta al gruppo Riva, è diventata quindi una società privata. Da qui ha continuato ad accrescere la sua produzione fino al 2012. Ed è proprio in quest'anno che è stata avviata un'indagine per disastro ambientale. In pratica si ritiene che ci sia una correlazione tra le polveri che vengono emesse dagli stabilimenti Ilva e tanti decessi che sono avvenuti nella zona di Taranto in questi anni. Ed è proprio qui che inizia il periodo buio di questa società. Come potete immaginare, quando c'è un rischio per la salute pubblica, si inizia a parlare di chiudere lo stabilimento del tutto. Il risultato è ovviamente l'inizio di una serie di proteste e scioperi dei quali sicuramente avrete sentito in questi anni. La società prima di tutto viene commissariata, successivamente il tribunale decide di dargli un'amministrazione straordinaria. E cosa significa amministrazione straordinaria? In sostanza è una procedura che porta al fallimento dell'azienda, quindi alla perdita di tanti posti di lavoro. La vera svolta avviene nel 2015 quando viene pubblicato un bando che è una specie di annuncio di vendita dell'azienda. In pratica si cerca di vendere la società in modo che possa continuare a funzionare senza fallire. Finalmente, dopo 3 anni, nel 2018, qualcuno si decide a comprare l'ex Ilva. E questa è una cordata che si chiama AM Investco, formata da una società italiana e una lussemburghese. L'accordo viene finalmente siglato con la società ArcelorMittal, spero di averlo pronunciato bene, e quindi l'ex Ilva ora si chiama ArcelorMittal. Bene, poco tempo fa questa stessa società ha deciso di recedere il contratto. L'ovvia conseguenza di questo fatto è che si torni all'amministrazione straordinaria e quindi si vada di nuovo verso il fallimento.
A questo punto lo Stato italiano si è messo in mezzo nelle trattative e ha cercato di condizionare la scelta di ArcelorMittal. Infatti in questi giorni il governo sta valutando diverse offerte, tra le quali anche comprare nuovamente la società, quindi nazionalizzarla. In pratica significa che il nostro Stato, con le nostre tasse, pagherebbe 10 miliardi per comprare una società che sta fallendo. Un'altra proposta fatta è quella di chiudere solamente lo stabilimento di Taranto. Questo porterebbe però alla perdita di 5.000 posti di lavoro. Ovviamente la soluzione che tutti ci auguriamo è che il governo riesca a convincere ArcelorMittal a non recedere il contratto. Si tratta indubbiamente di una situazione prioritaria ma molto delicata. Da una parte abbiamo non solo l'ambiente ma anche la salute pubblica, che è un problema che non può essere ignorato. Dall'altra però abbiamo 14.000 posti di lavoro in bilico. Non è sicuramente una situazione semplice e in questo senso voglio fare un ulteriore approfondimento. A prescindere da qualsiasi orientamento politico, dare addosso a questo governo per la situazione che si è venuta a creare non ha minimamente senso e chi lo sta facendo un attacco strumentale. L'accordo risale al 2018, quando questo governo non si era ancora insediato, quindi di cosa stiamo parlando? Altro punto dolente sono i numeri e la disinformazione che si sta facendo in questi giorni al TG. Ne ho sentite veramente di ogni, da 50.000, 20.000, numeri sparati completamente a caso. I dipendenti sono 14.000. E ricordiamoci soprattutto che questa situazione non riguarda solo Taranto, riguarda anche altri stabilimenti nel nord Italia. Attenzione, queste considerazioni non sono fatte per difendere il nostro governo, lungi da me difendere l'attuale governo. Sono fatte per correttezza di informazione. Ci si trova in questo momento in una situazione molto delicata e fare pressioni sul governo non mi sembra particolarmente furbo. Quindi come fare? Quali sono le proposte per uscirne? È una domanda sicuramente difficilissima alla quale voglio dare una risposta difficilmente attuabile. Partiamo dal presupposto che sappiamo che queste cose inquinano e fanno male alla salute pubblica e soprattutto che la domanda di acciaio è in calo. Date queste premesse siamo in una situazione più o meno simile a quella che si è avuta dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ho parlato di questo fatto anche nel video che trovate nella scheda qui in alto a destra, quindi andatelo a vedere. Durante la guerra molte imprese producevano armamenti per combattere. Alla fine della guerra questi armamenti non servivano più e quando ti trovi a produrre qualcosa che non serve rischi il fallimento. E come hanno fatto a non fallire? Producendo dell'altro. Hanno avviato un processo che si chiama riconversione industriale. Di cosa si tratta? Nella pratica hanno fatto tanti investimenti sfruttando i macchinari che già avevano e le competenze che già avevano per iniziare a produrre altro che fosse diverso da armamenti per combattere. Queste aziende non partivano da zero perché avevano già del personale qualificato e delle attrezzature. Sfruttando queste due risorse si sono andati a inserire in un mercato differente. Quindi la mia domanda è: perché non fare lo stesso con l'ex Ilva? L'opzione della nazionalizzazione, quindi il fatto che lo compri lo Stato, ha senso in due scenari diversi. La prima opzione, a mio parere difficilmente attuabile, è una riconversione green, quindi continuare a produrre acciaio ma in maniera più ecologica. In questo modo non andiamo a produrre altro rispetto all'acciaio, manteniamo tutti i posti di lavoro che c'erano e evitiamo di avvelenare la gente magari. La seconda soluzione è quella di far comprare l'ex Ilva allo Stato e fargli produrre tutt'altro. Questo sarebbe un vero rilancio della società per il semplice motivo che se compri una società che sta andando verso il fallimento e che è palesemente in perdita, farai sostenere queste perdite ai cittadini tramite le tasse. Non è proprio la situazione migliore, mentre se vai a produrre dell'altro c'è anche il caso che tra 5-10 anni questo gap si sarà colmato e si inizierà a guadagnare qualcosa dall'Ilva. Certo, ci vogliono tanti investimenti, ma meglio iniziare a guadagnare qualcosa tra 5-10 anni e tenere tutti i posti di lavoro piuttosto che chiuderla oppure perdere altri soldi. Bene, mi dispiace, questo è stato un video particolarmente lungo, spero che sia arrivato a più gente possibile perché c'è bisogno di condividere questo genere di informazione. Io vi invito a lasciare mi piace se vi è piaciuto il video, commentare, condividere, iscrivervi e attivare la campanellina, ma soprattutto, come sempre, tra poco appariranno dei riquadri con altri miei video bellissimi, quindi andate e guardateli.